Pronti, partenza via, riprende la scuola, 112.000 ragazzi tra Vicenza e provincia a rientrare in classe ed ogni anno con i problemi di sempre. Tra carenza negli organici e problemi alle strutture, gli alunni affronteranno un nuovo anno scolastico. Ce l'hanno messa tutto il provveditorato agli studi, l'assessore all'istruzione della regione Veneto Elena Donnazzan e al comune Cristina Tolio e il presidente della provincia di Vicenza e primo cittadino Francesco Rucco per dare un benvenuto ai ragazzi che torneranno dietro i banchi di scuola, anche se non mancano i disservizi, come dichiara Cristina Tolio, che in occasione del nuovo anno ha fatto visita a 2 plessi scolastici. Le strutture scolastiche, io ho fatto tantissimi giri, ne rispondo di 80 strutture, ho trovato tantissime criticità che ci dicono che per anni alcuni interventi di ordinaria manutenzione non sono stati fatti. L'ho detto più volte, ho trovato bagni in disordine, bagni vecchissimi, bagni da rinnovare, serramenti rotti, impianti elettrici difficili, muri sgrostati. L'impegno di questa amministrazione è quello di esserci, di provare a dare delle risposte e soprattutto di dare pari dignità a tutte le scuole. Problemi che l'assessore promette di provare a risolvere, ma come sempre dietro l'angolo c'è l'incubo della carenza dei fondi. I fondi sono pochissimi, questo non lo posso nascondere, però questo non ci dà l'alibi per non esserci. I giri che io ho fatto servivano per avere una mappatura di tutto ciò che è urgentissimo. Io sono un insegnante, non sono un tecnico, però quando la cosa è grave la vedi tranquillamente, è sotto gli occhi di tutti. Pochi soldi a disposizione, ma che non rovineranno il nuovo anno scolastico, come dice lo stesso presidente della provincia Francesco Rucco. Stiamo lavorando su un piano di interventi presso le scuole, su alcuni elementi in particolare, come ad esempio i bagni, che non è una cosa scontata, abbiamo trovato una situazione disastrosa, e con l'assessore Tolio, che è molto attiva, stiamo lavorando appunto in questa direzione con investimenti importanti.